sono 3 domande, poi decidete voi stessi chi rispondere. Intanto complimenti per i risultati, perché in un momento abbastanza difficile dell'andamento dell'economia mondiale penso che siano sicuramente lodevoli, no? Il 2022 non è stato un anno particolarmente felice, speriamo che nel 2023 non si annuncia molto migliore, ma speriamo che sia in linea. Questo non solo per voi, ma penso per tutto il mondo. Io ho 3 domande, se noi seguiamo le banche in generale perché ci interessa molto l'argomento, però cerco di focalizzarle sul territorio e sulla Postbank. Le faccio senza ordine di importanza. Il CFO prima aveva accennato a un valore delle azioni in termini patrimoniali di circa, se vado un po' a memoria, di circa, che però vi aiuterò con il video, di circa 17 euro ad azione. Oggi il valore dell'azione è fissato a 8 euro, se non sbaglio, qualcosa del genere. Quindi la domanda su questo argomento le faccio tutte e 3, così poi dopo. Siccome è stata attivata una piattaforma di scambio delle azioni, perché la banca non è quotata in borsa, quindi non ha il sistema di libero movimento delle azioni, voglio sapere a che punto è quella piattaforma, che risultati sta dando, perché ho avuto anche a Vicenza e in Medo, ho avuto delle domande di soci che vorrebbero acquistare o vendere, si parla un po' di non facilità in questo tipo di operazione. Questa è la prima domanda, ripeto, non per ordine di importanza, ma comunque. La seconda è questa qui. Negli ultimi 20 anni, posso sbagliarmi di qualche, io sono in Veneto da 30 anni, ma negli ultimi 20 anni perlomeno il Veneto, e mi concentro un po' sul Veneto in quest'altra domanda, in cui state crescendo come presenza, già ne avevate, poi con l'acquisizione di Banca Popolare di Manostica è cresciuta, più lei già accennava anche ad altre aperture filiali che riguardano anche quell'area. Da 20-25 anni il Veneto ha perso per un motivo o per l'altro tutte le, tra virgolette, le grandi banche che c'erano, Antonveneta, Cattolica, Banca Popolare di Verona, perso intendo come radicamento sul territorio, e fino ad arrivare alle ultime 2, la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca. Qualunque sia il motivo, il Veneto oggi non ha più una grande banca che operi e conosca il territorio. Tempo fa voi avete manifestato l'intenzione di essere sempre più presenti sul territorio, capire se questa intenzione c'è ancora e come si va a concretizzare, anche perché ho letto si parlava anche di possibili fusioni, aggregazioni, piano A, piano B, e quindi anche qui, perché attualmente al Veneto, che è una delle regioni, se non la seconda in Italia, che produce di più, tra virgolette, manca una entità finanziaria che possa supportarla. La terza, volevo tenermela per una domanda a parte, ma per non avvantaggiare qualche collega di Vicenza che magari non si è fatto i chilometri, ma non sono geloso. Se vuole, noi siamo disponibili anche per No, facciamo anche vedo che c'è perlomeno una collega di Vicenza in collegamento, ma non sono geloso delle notizie, l'importante è averle e diffondere in modo corretto. Proprio in quest'ottica di assenza di banche radicate sul territorio di certe dimensioni, e Postbank ha certe dimensioni, no? Quindi parliamo di una realtà intermedia, uso un aggettivo molto generico, ma penso che ci siamo capiti. A Vicenza sta partendo un'operazione che penso notevole, cioè il comune, a prescindere dal colore, ha aperto una trattativa, prima privata, adesso non so se lo sapete, sta partendo un bando per affittare la sede storica della Banca Popolare di Vicenza, che è Palazzo Tiene. Non so se voi aveste conoscenza di questa questione oppure no, non è questa la domanda. Palazzo Tiene, a parte che è un grosso contenitore di opere d'arte, il Comune lo ha acquistato anche simbolicamente perché rappresentava un po' la banca storica. La manifestazione di interesse nella trattativa privata, che poi si trasformerà in un bando aperto a tutti, è ufficiale questo, quindi non sto rivelando nulla di non ufficiale, è della Banca Popolare di Sondrio. Io come abitante di Vicenza direi, forse, non so se può rientrare nei vostri progetti, siccome vari BCC, che comunque hanno dimensioni più piccole nettamente delle vostre, si stanno accorpando, una addirittura ha fatto una sede, cioè la sede centrale l'ha messa vicino alla vecchia sede della Banca Popolare di Vicenza, se un'ipotesi di andare a valutare quel bando per acquisire, è in affitto il bando, non è in vendita, la sede storica della Popolare di Vicenza, per anche plasticamente dimostrarsi come banca
del Veneto, se questa può essere un'idea soltanto di un sognatore, può essere un'idea che può avere anche una valenza a livello di marketing, di comunicazione e così via. Sulla via principale, su Corso Palladio, è presente la vostra filiale, come è presente anche la Sparcas, ma così, più che da giornalista, da utente, se ci fosse una vostra direzione a Palazzo Thiene, penso che sarebbe un messaggio molto molto forte. Ecco, queste sono le 3 tematiche che volevo affrontare. Io provo a rispondere alla prima domanda. Piattaforma, sì, sulla piattaforma attualmente il prezzo minimo di scambio è 8,3 euro. Purtroppo abbiamo la situazione che in piattaforma c'è ancora una coda di vendita. Questa coda di vendita, a nostro giudizio, purtroppo c'è ancora, nonostante i buoni risultati dell'azienda, il valore implicito delle partecipazioni che uno ha, perché come dimostra questo numero qua, il patrimonio netto al netto di 17 euro, 17 euro uno comunque è disposto a vendere, da dove nasce questa volontà comunque a vendere. Purtroppo secondo noi questo nasce da una serie di eventi del passato, parlo qui del 2019 e prima, dove è andata persa tanta fiducia. E proprio questo per noi è stato dal primo giorno, è stato l'impegno a cercare a ricostruire questa fiducia, guadagnandocela con i risultati. Quello che noi abbiamo sempre cercato di fare è non promettere cose che non possiamo mantenere, ma cercare con la professionalità di tutte le persone che lavorano qui dentro e con la fatica a far andare bene l'azienda, perché la base di tutto per tranquillizzare le persone che i loro soldi, avendo azioni Volksbank, hanno un buon controvalore e che l'azienda vada bene. Quando l'azienda va bene ci sono anche i soldi per i dividendi. Io a titolo personale oggi la quotazione rispecchia circa 5 volte l'utile netto, c'è una quotazione piuttosto bassa, pertanto io sono sempre il primo a dire non è il momento a vendere ma è il momento a comprare, se uno ci crede che questi risultati l'azienda li riesce a fare in maniera costante anche in futuro. Ecco, proprio per questo oggi vi facciamo vedere anche questi grafici, facendo vedere l'andamento, per far vedere che, sottolineando che è una maratona, che non è finita, non ci vogliamo riposare, anzi la fatica deve continuare, il contesto è molto sfidante, ad oggi fare previsioni di come andrà a finire l'anno è difficilissimo, stiamo un po' come stiamo facendo ormai da 3 anni, prima col Covid, poi con la guerra, poi con i mercati finanziari, stiamo navigando a distanze non ottimali, sarebbe bello avere più visibilità su alcuni indicatori macroeconomici più lunghi. Però detto tutto questo, questo è ancora un tema, quello che si deve dire è che la coda negli anni si è accorciata e noi speriamo che con questi risultati, col dividendo, che pian pianino questa coda prima o poi si risolverà e che si torni alla normalità, che ci sia uno scambio normale, sperando che poi ci sia un apprezzamento dell'azione che sia più in linea con quello che è il valore vero dell'azienda. Grazie per la risposta. Riguardo al Veneto, allora se mi consente una piccola battuta, visto che le grandi banche del Veneto non ci sono più, meglio diventare la banca grande del Veneto. Come vede, noi non ci facciamo della dimensione un cruccio e dimostriamo con il nostro cost income che non è la dimensione e non deve essere la dimensione il nostro obiettivo. Alle volte la dimensione nasce più, se vogliamo, dall'ego dei manager, no? Che non da una esigenza reale dell'azienda. Quello che vogliamo fare è restare una banca grande, quindi come hai visto cresciamo in termini sportelli. Noi oggi, usando questa misura ormai un po' datata, ma che per noi comunque, visto il nostro approccio che è quello di avere una banca multicanale in cui i clienti possono sempre avere un posto dove trovare i nostri colleghi che ci mettono la faccia,
noi siamo la quinta banca del Veneto, anche il netto delle BCC che si accorpano, eccetera. Quindi continuiamo, cresciamo, ma cercando di essere non una grande banca, ma una banca grande, nel senso che fa bene il suo mestiere, che dà un beneficio ai vari comuni e limitrofi dove apriamo. In questo senso è chiaro che il Veneto sono 3 delle nostre 6 sedi, noi siamo divisi in 6 sedi, abbiamo la sede qui di Bolzano Merano, la sede di Bressanone e Brunico, quindi 2 sedi in Alto Adige, la sede di Trento che segue il Trentino e poi abbiamo le 3 sedi di Vicenza Marostica perché segue la provincia di Vicenza, la sede di Belluno Treviso che è a Conegliano che segue appunto le province di Belluno, Treviso e Padova e Pordenone, scusi, e la sede di Venezia Mestra che segue Venezia e Padova. Quindi insomma, la metà della banca, non faccia dire così, ma più o meno anche come volume ormai siamo quasi arrivati a quel livello, il 40% segue. Il nostro obiettivo è di dare alle singole sedi sempre più autonomia, sempre più facoltà, sempre più indipendenza. In questo senso, tuttavia, non reputo che il Palazzo Thiene sia nell'ambito della nostra strategia, no? Nel senso che la nostra strategia è quella di siamo già a Corso Palladio, dove abbiamo la nostra direzione appunto di sede e diciamo le nostre sedi sono sedi, cerchiamo, come avete visto anche qua, di essere snelli, perché l'unico modo per essere efficienti è essere una banca grande ed avere le giuste professionalità e oggi servono in tutte le funzioni nevralgiche dell'azienda. Non si può più avere un'azienda oggi che si basa sull'estero di poche persone, però diciamo snelli e quindi diciamo contesti come quello sarebbero un lusso troppo grande per noi. Grazie. Lascio la parola alla collega Roberta Passanna del Giornale di Vicenza, alla quale chiedo di attivare il microfono direttamente dal suo PC. Sì, l'ho attivato, mi sentite? Perfetto. Sì. Buongiorno a tutti. Allora, voi l'anno scorso avevate detto che il risultato dell'anno scorso era abbastanza eccezionale, i 70 milioni, e che in modo sistematico la banca si sarebbe sostanzialmente basata su 40 milioni di utile in modo medio, in modo sistematico. Quest'anno fate meglio, fate 75 milioni, aumentate il dividendo a 62 centesimi di più dell'anno scorso. Allora, la domanda è: lo fate per compensare il fatto che sostanzialmente il prezzo dell'azione è sempre più basso, o è anche, Presidente, il suo biglietto da visita in vista del rinnovo delle cariche? Sono più precisa, lei sarà il candidato? Grazie. Grazie per la domanda. Allora, il risultato, questo bilancio è fatto con criteri molto prudenziali, nel senso questi numeri che trovate qua sono numeri molto solidi che, come dicevo prima, lo dicevamo prima, non considerano, diciamo, operazioni straordinarie, sono anche con le valutazioni molto prudenti per dire che il risultato non è un risultato, diciamo, costruito, ma un risultato pienamente operativo e gestionale. E questo ci tengo tanto a sottolinearlo. Perché il risultato è così alto? Devo dire che noi, anche noi all'inizio dell'anno scorso, quando abbiamo presentato il bilancio 21, non avevamo evidenza, diciamo, che era possibile arrivare a un risultato così alto. Quello che è successo, sono successe sostanzialmente 3 cose. La prima è che parecchi progetti di efficientamento che avevamo già ipotizzato all'inizio del piano industriale sono andati a buon fine prima del previsto, che ci hanno fatto risparmiare parecchie risorse economiche sul lato costi operativi. C'è un grosso tema del costo del rischio, nel senso che siamo stati, diciamo, con la bravura della nostra struttura, siamo stati in grado a recuperare parecchi soldi su posizioni, diciamo, incagliati o in sofferenza. Qui vedete 30 milioni di differenza, questa è una grossa differenza che alla fine da dove viene la differenza del risultato, la seconda fetta più grande sta lì, e qui è una gestione oculata del rischio, uno dei nuovi crediti e 2 praticamente sono un importo importante di riprese di valore
di crediti che abbiamo sistemato da vecchie pratiche creditizie che erano in difficoltà. E il terzo tema era quello che soprattutto nella seconda metà del 2022 sono cambiati i mercati finanziari e come avete visto prima nella slide, nel nostro caso l'aumento diciamo, degli interessi non deriva o solo per 5, questo aumento deriva solo da 5 milioni da interessi da clienti, cioè non di più su tutte queste masse, ma dal portafoglio proprio che noi abbiamo, che siamo all'incirca ordine di grandezza 3 miliardi di euro, di portafoglio proprio che noi teniamo, che è stato dalla nostra struttura di investimento, è stata gestita molto bene, avendo, come diceva il direttore, fatto la scelta giusta di investire in titoli inflation link, in titoli di tasso variabile, e siamo riusciti a beneficiare di questo, questo scenario dei tassi generali in rialzo, e questo ci ha permesso di fare questi risultati. Ecco, pertanto il risultato è un risultato industriale, non è un risultato di cosmesi per farsi più bello di quello che uno è, questo ci tengo a sottolineare. Per quanto riguarda la scadenza del mandato, sì, è vero, questo Consiglio è la scadenza del mandato con l'approvazione del bilancio. Il patto di sindacato che aveva proposto questo Consiglio nominato nel 2020, al suo interno ha fatto una preselezione dove sono stati selezionati 9 candidati. Ricordo che il numero dei consiglieri si ridurrà da 12 a 9 e il sottoscritto ha dato disponibilità per un ulteriore prossimo mandato. Se posso, Lucas, i 62 centesimi sono il 40% di distribuzione dell'utile, che è la nostra politica di payout dei dividendi da piano industriale. Quindi la politica di dividendo non ha nulla a che fare con la scadenza del mandato. Perfetto, grazie. C'è un'ultima domanda da Paolo Paronetto, Sole 24 Ore, Radio Cor. Buongiorno, mi sentite? Sì. Perfetto. Avevo un paio di domande. La prima volevo tornare un attimo sul tema del valore delle azioni. Su IMTF la vedo a 8,3 se non sbaglio, e che quindi se il vostro patrimonio per azione è 17,7 siamo a un rapporto di circa 0,46, che sì, di questi tempi è un po' basso, ma gran parte delle banche in borsa che stanno andando bene comunque sono su 0,6 circa, soltanto Intesa è vicina a 1, quindi mi chiedevo quale mi sembrerebbe una valutazione più fair da parte del mercato se io faccio 0,6 dal vostro patrimonio per azione viene un valore di circa 10,6 euro, quindi se questo sarebbe un livello più fair secondo voi o se puntate ancora più in alto. E l'altra cosa che volevo chiedere, nel suo ultimo discorso al Forex, il governatore della Banca d'Italia Visco ha sottolineato che ormai si è chiuso il gap tra le banche piccole e le banche grandi per quanto riguarda i requisiti patrimoniali minimi richiesti. Mi chiedevo se per voi questo ha comportato un inasprimento delle richieste prudenziali da parte della vigilanza, se qualche impatto, insomma. Grazie. Provo a rispondere io. Allora, adesso la risposta di cosa sarebbe il valore giusto della nostra azione, io le rispondo non come presidente della banca, ma come imprenditore. Cioè, secondo me è una situazione veramente un po' bizzarra che aziende che siano sane, che hanno dimostrato che hanno nel tempo la capacità di generare reddito stabilmente, che valgono meno del patrimonio netto. Io difendo da sempre questa linea che le aziende che vanno bene devono valere più del patrimonio netto. Pertanto l'obiettivo del sottoscritto a titolo personale è quello di far vedere
ai nostri azionisti che l'azienda è sana, che riesce a produrre in maniera costante una buona attività in funzione dei contesti chiaramente che ci troviamo, puntando nel medio-lungo termine che ci sia un repricing della nostra azione, sperando che questa possa essere di nuovo su un livello che sia sopra 1, cioè prezzo su tangible book value sopra 1, come è stato una volta in passato. Qui noi stiamo scontando, se guardiamo la situazione globale di quanto stanno oggi sono i prezzi delle banche internazionali, vediamo che negli Stati Uniti siamo sopra l'1, siamo poco sotto o sopra, in Europa c'è un forte sconto. Perché questo? Perché in Europa negli ultimi anni la vigilanza ha introdotto nuove normative che hanno fatto sì che le aziende hanno dovuto capitalizzarsi, e qui stiamo arrivando quasi alla sua seconda domanda, che effetti hanno avuto queste restrizioni da parte della vigilanza, hanno fatto sì che i rendimenti delle banche europee, e anche di riflesso anche delle banche di media e piccole dimensioni come siamo noi, hanno dovuto aumentare gli accantonamenti per avere il ratio sui portafoglio crediti in sofferenza, sui crediti in difficoltà, su delle soglie più basse rispetto al 2000, partiamo dal 2015, vi ricordo che nel 2015 l'NPL ratio italiano viaggiava sopra il 10%, nettamente sotto 12, 13, 14%, ormai il sistema è sceso intorno al 5%, questo ha costato rettività, perché chiaramente dovendo fare queste rettifiche i risultati sono minori perché devi risolutare, e questo ha comportato che l'aspettativa di ritorno del capitale dell'investitore professionale finanziario è stata più alta di quello che era la rettività che le banche tradizionali sono riuscite a generare. E questo ha creato questo differenziale tra il patrimonio netto e il valore delle azioni. Questo è. Più ci stiamo avvicinando, Intesa è un buon modello, perché Intesa è stata molto virtuosa su questo fronte, a mio avviso, è stata una tra le prime banche ad essere molto velocemente adattarsi a questo nuovo contesto, e come dimostra la quotazione di Intesa, in quanto banca molto solida, banca molto ben gestita, banca con i ratio ai top, ai livelli europei e mondiali, può di nuovo tornare al livello di quotazione del patrimonio netto anche sopra. Magari posso rispondere alla seconda domanda, diciamo per i requisiti prudenziali. Quindi oggi siamo con un CET1 ratio phased in del 14,9% e da total capital ratio phased in al 16,7%, quindi abbiamo un buffer di capitale per il CET1 oltre 360 milioni, quindi ampiamente sopra i limiti regolamentari. Anche in quest'ottica, per eventuali aumenti diciamo dei requisiti, da quel punto di vista siamo assolutamente tranquilli e assolutamente possiamo confermare che questa è proprio espressione della solidità di quello che è stato parlato prima. Ecco, se posso, per sottolineare questo, proprio il payout ratio, proprio l'altro giorno, è stata la EBA che ha comunicato, diciamo, dopo l'esito delle loro verifiche sui bilanci delle banche principali europee, che il payout ratio è circa il 51%, noi con il nostro 40% che l'avevamo stabilito già nel 2020 nel piano triennale, e non l'abbiamo assolutamente modificato per aumentare ancora di più, diciamo, i nostri buffer prudenziali, abbiamo adottato una politica prudenziale, nel senso, e vorremmo continuare in futuro anche così, nel senso è giusto che ci sia giusto ritorno anche per i nostri azionisti sotto forma di capitale, ma noi dobbiamo, in una strategia di lungo termine, dobbiamo avere le spalle ben coperte in tempi mossi come sono questi, di avere eventualmente, diciamo, le giuste riserve per poter affrontare eventuali, diciamo, sostenere la crescita, chiaramente, perché crescere sui volumi vuol dire avere capitale, e dall'altra parte avere anche, diciamo, le spalle larghe in caso che ci siano scenari generali molto avversi, per non avere difficoltà sui livelli minimi richiesti.
Posso approfittare per una domanda aggiuntiva sulla scia di quella del collega del Sole? Allora, proprio sulla scia di quello che ha detto il collega del Sole, ben più ferrato di me, e sulla sua analisi, condivido il fatto che, così, da piccolo ex imprenditore, anche se lo sono anche adesso come titolo del mio giornale, il rapporto tra valore dell'azione e patrimonio dovrebbe essere un po' diverso da quello che oggi alcune banche, tra cui la vostra, registrano penalizzando il valore reale. Registro anche quello che lei ha detto prima e ha ribadito adesso, avete un po' tutti, che c'è stata una crisi di fiducia, no? Forse legata anche agli avvenimenti che si sono scatenati non solo col crollo delle 2 banche venete, ma anche delle altre 4 banche, Banca Etruria e così via, che sono problemi molto ampi, secondo me non sono stati ancora abbastanza ben scannerizzati, diciamo, questa è la sede per farlo. Sono d'accordo con lei, scusi, metto d'accordo e poi dopo le faccio la riunione. Sono d'accordo con lei che Intesa è la banca più solida, anche perché è stata molto brava sicuramente a raggiungere certi obiettivi, ma probabilmente è stata anche molto brava a ben sfruttare le opportunità che il sistema le ha offerto. Io dico il sistema non in senso negativo, anche se a volte do delle eccezioni negative. Il sistema le ha offerto sia in occasione dell'acquisizione della parte buona delle 2 banche venete e poi di fatto anche delle altre 3 su 4, perché avendo acquisito Ubi, che aveva acquisito 3 delle altre 4, diciamo così, Intesa è stata molto brava sicuramente a migliorarsi come caratteristiche dirette, ma ha anche sfruttato una serie di rampe di lancio che il sistema le ha offerto o che lei ha saputo sfruttare. Scusi questa premessa che è quasi un commento, ma concordo con lei e ci aggiungo delle mie postille, ma queste sono opinioni personali. Non conosco, chiedo scusa, qual è il sistema che viene adottato, perché questo è stato uno degli argomenti affrontati durante le crisi delle altre banche, non conosco il sistema che ha adottato la Volksbank per dare un valore ai propri titoli, perché nelle popolari la vecchia discussione era che il titolo prima veniva determinato internamente su proposta del CDA, poi dopo sono stati messi dei consulenti esterni, qualche volta con delle discussioni. Non conosco il vostro criterio di attribuzione di un valore al vostro titolo. E questa è la domanda, chiedo scusa, della premessa. Sì, una volta anche la nostra piattaforma seguiva la logica che l'Assemblea sostanzialmente approvava un prezzo di riferimento, che era il prezzo minimo di scambio su un borsino. Dal 2017 noi siamo su HMTF e diciamo la banca non c'entra più niente su quello che è il prezzo di scambio delle azioni. Okay. Non incidiamo noi sul prezzo. Quindi non è una determinazione interna? No, quindi il proprio... primo prezzo sì, quando è stato il passaggio sì, dalla vecchia piattaforma alla prima, dopo la banca... Diciamo che è il mercato in qualche modo... È il mercato stesso che si autorizza. Grazie.